Verona Polis è appunto questa associazione che lavora, questione di volontariato, profit, che interviene, lavora e studia sulle questioni più importanti che avvengono sul territorio veronese. Una prima fase che riguarda l'analisi di quello che ci stanno in qualche modo proponendo le pubbliche amministrazioni, con critiche e con anche delle proposte di azzeramento di alcune scelte. E poi una seconda fase in cui noi proponiamo alcune soluzioni più programmatiche, ma soprattutto più attente al benessere dell'ambiente, dell'aria, dell'acqua e del suolo della città, e cercando di vedere nelle vocazioni che offre il nostro territorio, vocazioni culturali, ma non solo, di poter in qualche modo esaltare queste eccellenze che per il momento ci sembra siano abbastanza dimenticate. Allora, il sistema del verde, un sistema organico che collega tutta una serie di zone e di eccellenze già esistenti, il sistema culturale che riguarda un itinerario museale e un itinerario archeologico, e soprattutto il sistema della mobilità che si basa su una mobilità pubblica e non più su una mobilità privata a motore che sta creando disagi e disastri. Abbiamo fatto degli studi, abbiamo recuperato dei progetti già esistenti che da anni pagano in quella sorta di limbo che sono i cassetti degli uffici comunali, e li abbiamo interpretati e poi proposti o riproposti. Da questa presentazione che effetti avrà, e poi in base a quello, in base un po' anche al tipo di reazione che avrà il pubblico, ci regoleremo di conseguenza, perché potrebbe anche non interessare a nessuno e allora faremo un libro.